È tutto pronto per la prima edizione della Biennale Internazionale del Gattopardo, che sarà ospitata all'interno dello splendido Palazzo Ducale a Palma di Montechiaro. Il taglio del nastro è fissato per sabato 23 aprile alle ore 17:30 e ci sarà tempo per visitarla fino al prossimo 8 maggio. L'evento, perché di questo si tratta, è stato voluto fortemente dal gruppo di lavoro Io Sono Palma, composto da Angela Rinollo, Giuseppe Todaro, Marilena Vaccaro, e sposato dall'amministrazione comunale palmese, guidata dal sindaco Stefano Castellino e affidata nella sua realizzazione sia materiale che visiva al curatore ed editore Edizioni Paguro. Salernitano, professor Michele Citro, organizzatore tra il 2020 e il 2021 di due importanti rassegne artistiche che, nonostante il difficoltoso periodo della pandemia, hanno catturato l'attenzione di migliaia e migliaia di persone. Il titolo di questa prima edizione è Homo Deus, il dilemma dell'uomo Dio. Gli artisti sono tanti, selezionati e invitati a partecipare tra italiani e stranieri, saranno oltre 60. L'evento ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Siciliana, l'Assessorato ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania, dell'Università degli Studi di Messina e del Valletta Tiger Education Institute di Malta, nonché la partnership ufficiale di Astoria Wine e di una serie di gallerie e associazioni nel settore dell'arte contemporanea. Domenica 24 aprile, nello stesso palazzo a Palma di Montechiaro e al medesimo orario, ci sarà una conferenza sul tema scelto per questa edizione di esordio, l'Homo Deus, con l'intervento di una serie di docenti universitari e professionisti. Il tutto sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco della città del Gattopardo, Stefano Castellino, e moderato dall'avvocatessa Marilena Vaccaro. Al termine ci sarà la premiazione degli artisti, ai quali verranno assegnati il premio biennale del Gattopardo realizzato dall'architetto ceramista salernitano Nicola Pellegrino, un premio insomma alla carriera e diversi riconoscimenti secondari assegnati, come già accennato, nelle singole gallerie partner. Durante il corso della manifestazione, grazie all'impegno culturale dell'istituzione Giuseppe Tommasi di Lampedusa, sarà esposto nel Palazzo Ducale il grande arazzo Ananias e Safira, nato dal cartone di Raffaello, realizzato ad arte dalla tessitura belga di Henrik Mattens e restaurato dai professionisti della Cappella Sistina, parte della collezione privata Roberto Billotti, Ruggi d'Aragona.